in collaborazione con Produrre germogli è un'attività di nicchia, ma un'azienda del Cesenate la sta sviluppando da alcuni anni. Noi seguiremo l'intera filiera, quindi dal seme ai vari germogli, ce ne sono tantissimi, vedremo come nascono, ma soprattutto quali sono i tempi per produrlo e qual è la destinazione di questo prodotto che ha capacità nutritive importantissime. Qua si stanno facendo le tagliatelle, solo una delle cose che vedremo fare. Mariella, allora sono pronte? Sono venute? Bellissime. Bellissime. Buonissime. E buonissime. E allora quello che vi raccontiamo è l'Alta Umbria. E siamo in un agriturismo in questa zona bellissima e vi raccontiamo i sapori del territorio ma anche l'ambiente, perché è davvero Pietralunghe, questo è il comune che ci ospita, è un territorio splendido, tutto da visitare e ve lo racconteremo fuori per vedere l'ambiente e dentro per vedere le tradizioni. I germogli sono dei veri superfood. Oggi ci occupiamo di questo perché è un'attività di nicchia ancora, ma in espansione. Abbiamo fatto visita ad un'azienda del Cesenate che produce germogli, un prodotto che è molto ricercato perché il germoglio ha delle proprietà intrinseche molto importanti, è un prodotto nutraceutico e appunto viene chiamato e viene considerato un superfood. Inizia da qua la produzione di germogli. Sono a Cesena e questa è la cooperativa Vivo, con me è Andrea Farnedi che è il direttore generale. Allora noi oggi vogliamo raccontare come nascono i germogli. Siamo partiti da qui perché qui c'è lo stoccaggio dei semi, perché il germoglio nasce dal seme e poi si inizia tutto un percorso abbastanza complesso fatto di acqua, di umidità e di tempo necessario per fare germinare i semi. Andrea, allora raccontaci innanzitutto la tua attività, la vostra attività. Siete un'azienda giovane, vi chiamate Vivo perché il germoglio è vivo, no? È un prodotto vivo e soprattutto è un prodotto che inizialmente alcuni anni fa era ad appannaggio degli olandesi, no? Che hanno dato il via a questa produzione, però poi avete deciso di intraprendere questa attività. Come nasce Vivo? Vivo nasce nel 2006 da un'idea di mio padre Pietro e mia madre Sandra. Hanno deciso di intraprendere questa avventura visto che in Italia la cultura del germoglio ancora non era presente. Quindi hanno aperto il primo piccolo stabilimento, importando il prodotto olandese inizialmente e rivendendolo ai ristoranti e ai catering, quindi alle piccole catene, per poi iniziare una vera e propria produzione con le prime macchine, quindi quantitativi modesti, perché il prodotto aveva una maggiore shelf life, quindi non doveva essere importato dall'Olanda ma veniva fatto in Italia con un seme di qualità italiano e con una produzione italiana. Abbiamo detto che tutto parte dal seme, no? Di fatto il processo di per sé è molto molto semplice, nel senso che seme più acqua uguale germoglio, non c'è bisogno di altro. Immagina come da bambini mettevamo il fagiolo nel cotone, con un pochino d'acqua questo germogliava, quindi il processo è identico. Cambia tutta la metodica di germogliazione, quindi temperatura, umidità, pH fondamentale e quantità di irrigazione necessaria alla germinazione. Detto così sembra molto semplice, ma in realtà c'è dietro insomma una tecnologia abbastanza importante. Noi ci trasferiamo adesso nel laboratorio dove vedremo nascere tanti semi. Allora Andrea, i passaggi sono diversi e poi ci sono anche diverse attrezzature che servono per produrre determinati tipi di semi e cambiano anche le capacità, no, di questi. Certo. Quelli che vediamo cosa sono ad esempio? Quelli che vediamo sono germogli di carota e coriandolo in una macchina che serve per fare piccoli quantitativi. Sono macchine che lavorano con lo stesso principio che abbiamo detto prima, quindi quantità d'acqua, rotazione, umidità e ventilazione.
Sono i 4 parametri che servono per dar vita al germoglio. Per quantitativi superiori invece abbiamo macchine rotative che fanno 300-400 kg a produzione. Ecco, alle nostre spalle vedo che ci sono alcuni collaboratori che stanno lavorando. Quella è un'altra fase della lavorazione del germoglio. Quella è la fase successiva, quindi una volta che il germoglio viene raccolto deve essere lavato come una vera e propria insalata di quarta gamma. Andrea, ci accompagni che vediamo là in fondo. Quindi queste vasche, che sono ovviamente tutte di acciaio per una questione anche igienica, vengono lavati i germogli. Sì. I germogli vengono lavati in una vasca di quarta gamma, quindi come le insalate. Qui c'è Mirko che sta adesso aprendo le palline che si formano durante la rotazione del germoglio, ma attraverso un processo di borbottaggio e di spinta dell'acqua il germoglio si scioglie, quindi si sfalda e diventa poi ufficialmente lavabile dagli ugelli per poi passare nella macchina che andrà a centrifugare. In questo tipo di produzione l'igiene è fondamentale, prova ne sia che noi comunque ci siamo vestiti, siamo praticamente protetti, perché qua il germoglio è molto delicato, e non viene mai a contatto praticamente col terreno, perché di fatto qua è acqua, vapore e seme a questo punto. È tutta coltivazione idroponica, quindi solo seme e acqua. Non c'è nessun tipo di trattamento perché facciamo prodotto biologico, quindi non possiamo usare nessun altro componente se non acqua dell'acquedotto, quindi acqua potabile, non riciclata. E quindi l'acqua che risulta dal lavaggio, che indirizzo prende? La utilizziamo, cerchiamo di sprecare meno acqua possibile utilizzando l'acqua di reflusso per lavare i pavimenti, lavare attrezzature che possono utilizzare. Quindi non si spreca? Non si spreca. Qua avete un consumo importante di acqua. Abbiamo un consumo importante di acqua, è la nostra principale spesa perché è l'unica cosa di cui ha bisogno il germoglio. Là in fondo vedo degli splendidi germogli che sono sotto una luce che conferisce loro una colorazione particolare. Questi sono germogli di quale specie, Andrea? Questi sono germogli di pisello, sono microgreen, quindi queste sono micropiantine che vengono utilizzate dagli chef per abbellire il piatto oppure si possono mangiare come vero e proprio contorno. Questo qui è pisello che è pronto per essere raccolto, viene fatto tutto in coltivazione idroponica, come dicevo prima, ma la particolarità di questo tipo di germoglio è l'illuminazione, quindi la fonte luminosa. Fonte luminosa che deve essere tarata in modo determinante per la crescita del germoglio. Quindi abbiamo luce blu, luce rossa che favoriscono l'apparato fogliare o l'accrescimento delle radici. Si può vedere qui sotto, non c'è terreno. Una fitta rete di radici dovuta appunto all'illuminazione studiata in modo particolare per questo prodotto. Un ciclo produttivo, ad esempio un germoglio, quanti giorni impiega per da seme diventare germoglio e arrivare sulle tavole del consumatore? Il ciclo produttivo varia dai 4 ai 12 giorni a seconda della referenza scelta. Abbiamo la soia che è il germoglio più veloce, quindi 4 giorni. Abbiamo il pisello che nel giro di 12 giorni riesce ad arrivare a questa lunghezza, quindi pronto per essere tagliato e invaschettato. Senti, le proprietà di questi germogli in termini proprio organolettici ma anche come intrinseci, si può dire che siano veramente dei superfood? Assolutamente sì, sono dei superfood in quanto tutte le proprietà nutrizionali che abbiamo nella pianta adulta nel germoglio sono amplificate di 30-40 volte ed c'è della letteratura che dice che appunto le proprietà sono amplificate. Questo perché è tutto concentrato nella parte che è nel germoglio. Quindi se il germoglio lo piantiamo sul terreno poi diventerà una pianta adulta, ma diventando pianta adulta va a diluire quelle che sono le sue proprietà. Senti Andrea, noi ci trasferiamo adesso in un'altra area del tuo laboratorio e qua la tecnologia è una tecnologia che è tailor made, le dico così, quindi ve la siete costruiti in base anche su misura sulle vostre esigenze perché siete in pochi a fare questo tipo di attività e ovviamente ogni impresa adegua la strumentazione in base appunto alle proprie esigenze. Complessivamente quante persone lavorano durante l'anno in questa azienda? Allora, noi siamo in totale 14 dipendenti, suddivisi in 2 turni, quindi c'è il turno della mattina e il turno del pomeriggio e quindi i ragazzi si alternano in turni di 8 ore. Quante tonnellate di germoglio escono da qua all'anno? Allora, difficile dire all'anno perché il prodotto
non è stagionale ma ha delle leggere flessioni, però considera che la soia, che è il prodotto di punta, il prodotto più venduto e che tutti conoscono, ne facciamo 1 tonnellata a settimana. Andrea, noi ci fermiamo di fronte a queste vasche, le chiamo così impropriamente, anche perché nel frattempo ci ha raggiunto Renzo Pieraccini. Buongiorno Renzo, è presidente di Cesena Fiera, perché sarà il microgreen, i germogli e tutta la tecnologia, ma anche quello che sta avvenendo adesso nel settore delle orticole, c'è un grande fermento, no? Quindi è uno dei motivi per cui ti abbiamo incontrato, perché insomma quest'anno McFruit giocherà molto su questo aspetto. C'è una grande evoluzione non solo in frutticoltura ma specialmente nella orticoltura, e questo ne è una prova, no? Ne è un esempio palese. Cosa sta avvenendo e qual è il messaggio che vuole lanciare McFruit quest'anno in questa edizione? Beh, intanto devo dire, nel settore orticolo siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Spesso rimpiangiamo il passato, ma il passato non ritornerà più. Veramente si può toccare con mano qui la rivoluzione che c'è in atto. Questa nuova frontiera dell'orticoltura spesso ha di dietro un software gestionale molto sofisticato che sostituisce in alcuni casi anche la conoscenza, le competenze che erano tipiche dell'agricoltore o del tecnico. La cosa può anche non piacerci, però l'innovazione bisogna conoscerla prima di tutto, bisogna capirla bene, cercare di capire quali sono gli impatti che provocherà sul sistema produttivo. E questo è quello che vogliamo fare a McFruit nell'edizione 2019, portare proprio a contatto con i visitatori, con gli operatori del settore, tutte le novità che stanno venendo avanti nel settore orticolo. Quindi ci sarà una vera e propria area, l'abbiamo chiamato Greenhouse Technology Village, quindi una vera e propria villaggio dell'innovazione in orticoltura, per cercare di far toccare con mano diciamo queste novità che sono in fortissimo sviluppo, quindi ogni mese ne vengono avanti e hanno degli impatti rilevanti sul sistema produttivo. Alle tue spalle abbiamo delle rape rosse, dico bene Andrea? Sì, esatto, questa è una macchina quasi pronta, quindi per essere raccolta, di bietola rossa. Questo possiamo considerarlo il raccolto del futuro, nel senso che da 7 giorni il seme è dentro questa macchina, riceve irrigazione, riceve una ventilazione adeguata e domani sarà pronta per essere raccolta. Quanto, diciamo, lievita, uso un termine improprio, però un seme dal momento in cui viene messo in questo strumento, in questa tecnologia, per poi essere commercializzato? Se pesa 1 grammo viene, diciamo, commercializzato a quanti grammi? Diciamo che parliamo di chili, 1 chilo può dare 4-5 kg di bietola rossa. Quindi c'è una moltiplicazione quasi una importante. 5, una 6 a seconda dei prodotti. Ci sono prodotti che rendono anche molto meno, prodotti che rendono anche molto di più. Quindi c'è una varietà molto grande a seconda delle essenze. La finestra è molto ampia, sì. Qui cosa coltivi? Qui abbiamo 40 referenze diverse, dalla bietola rossa che vedete qui fino al porro, ravanello, alfa-alfa, che è uno dei pochi alimenti che contiene tutti i 7 gli amminoacidi ramificati, quindi gli essenziali. Porro, Alfa-alfa è erba medica, no? Medica alfa-alfa, sì. Facciamo la soia, quindi fagiolo mungo, facciamo i ravanelli, il daikon, che è una particolarità, perché comunque da noi ce n'è poco, non lo facciamo, il ravanello rosso, facciamo la cipolla, facciamo il finocchio, il fieno greco, il coriandolo. È chiaro che non tutti i quantitativi sono da grande distribuzione, però vediamo maggior interesse nelle catene di GDO perché sono tutti prodotti molto particolari. La novità che lanciamo quest'anno sono i germogli di canapa, germogli che al momento siamo gli unici al mondo a fare, quindi canapa sativa, canapa certificata, quindi con basso tenore di THC e CBD, che sono i fattori che devono essere limitati. La sostanza psicoattiva, diciamo così. È un prodotto alimentare al 100%, quindi in accordo con i comandi di Cesena, di Carabinieri e Polizia. Quindi è anche complicato sul piano burocratico. È stato complicato, ma una volta che hanno capito come vengono prodotto, poi alla fine, come viene fatto il prodotto, alla fine non c'è stato nessun tipo di problema, perché su campo si può coltivare, il germoglio è la stessa cosa ma al piccolo stadio, quindi non diventa pianta adulta ed è la pianta adulta che può dare problemi
di sostanze psicoattive. Ecco, secondo la tua esperienza, qual è il germoglio che viene percepito come quello più, diciamo, salutare dal punto di vista, diciamo, dei contenuti intrinseci? C'è, il consumatore lo riconosce nei germogli la stessa proprietà, oppure già riesce a percepire le differenze, al di là del sapore intrinseco che possono avere? No, stanno, come diceva Renzo prima, il consumatore oggi ha un'attenzione sempre maggiore a quello che mangia e a quello che consuma. Quindi abbiamo una clientela che vuole vedere l'etichetta sul retro, vuole sapere cosa mangia, vuole sapere qual è la tracciabilità del prodotto, quindi da dove deriva e dove va. E quindi è un cliente attento che sa quello che mangia e sa quello che vuole. Quindi nel nostro caso l'alfa-alfa è quello più completo. Allora, noi adesso ci trasferiamo un attimino perché vogliamo vedere le confezioni, quelli che magari a Markfurt vedranno i visitatori, e quello che tu proponi alla grande distribuzione. Certo.